Bella a tutti raga, oggi qui da Mani48 e vi farò vedere diciamo due mie intro con Cinema 4D. Magari non sono bellissime perché ho incominciato da poco a usare questo programma e ve lo volevo solo mostrare. Allora, qua. Magari voi dove sto cliccando non vedete perché questo programma che sto usando per registrare non so perché non riesce a registrarli, quindi scusate. Ok, questa è la mia prima, aspettate di cancello questo. Okay. Questa è la mia prima intro che ho fatto e adesso vi faccio vedere un attimo. Allora, sì, visto. Allora, aspettate. Allora, dove? Ok, qua vado indietro tutto e ora vi farò vedere come viene. Scusate se qua verrà un attimo annebbiato, ecco come adesso, perché non lo so. Però nel prossimo credo che non venga, però in questo sì, non capisco perché. Però vabbè, molto bello, avete visto? Ok, vabbè, lasciamo perdere questo. Ok, questo lo chiudiamo. No, non voglio farmi uscire, non mi fa. Vado su questo e faccio quindi dunque allora diciamo Cinema 4D è un programma che serve per montare intro o anche altre cose, ecco. Ok, vi volevo ricordare di andare a visitare un canale YouTube, ehm, un canale YouTube amico di questo qui, questo mio amico qui, questo qua. Non si chiamerà così ma xgogo9x, comunque ve lo metterò in descrizione. Ok, questa è la mia seconda intro che ho fatto, questa non è molto colorata e questo qua adesso ve lo farò vedere un attimo, speriamo che questo non si veda in grigio come prima perché sennò che cazzo. Ok, no, non si vede. Come vedete qui ho messo un po' più di movimento nelle lettere e come vedete tornano al posto in ordine, no, perché in ordine confuso. Questo qui per farlo ho usato l'effettatore casuale, cioè Mogra, effetto e effettatore casuale, questo. E niente, vi volevo solo far vedere queste due intro e spero che vi siano piaciute. Non so più, ciao e alla prossima.